Si ha paura per un nuovo lockdown, per la chiusura delle scuole, vista questa impennata di contagi? No, no, non credo proprio che ci arrivi un altro lockdown. Non penso, sono contagi ma sono asintomatici. E non mi fa piacere pensarlo e chiaramente sì, un pochino lo temo. Ida, insomma, esci tu alla sera, come vedi la situazione? Secondo te è necessario ridurre gli orari di apertura dei locali? Sì, allora, più che altro ridurre gli orari di apertura, forse convincere i ragazzi a non incontrarsi in troppi gruppi oppure a magari tenersi mangiare, poi rimettersi la mascherina subito e non tenersela. Cioè, i bar dovrebbero anche, devono lavorare anche loro, però magari mettere più senso civico nelle persone che stiano attente loro, così che magari possiamo tutti evitare un altro lockdown, così che l'economia non vada di nuovo giù. Ecco. Io sono molto preoccupata perché di sicuro per me sotto le festività o il blocco delle scuole chiudono qualcosa. Più che timore, non so, spero che prendano le precauzioni giuste perché è una cosa seria secondo me, quindi se bisogna stare a casa un po' di più per il bene di tutti meglio così. Non penso che sia facile stare sempre a distanza e tutto, cioè capisco le persone che a volte fanno assembramenti, sarebbe meglio di no, però non è così semplice. Secondo te sarebbe da chiudere i locali prima, insomma, ulteriori restrizioni alla mobilità? È molto, penso che sia una scelta molto difficile in realtà, non è così semplice come decisione. Non ho paura, ma spero che non ci sia. Ha paura per la chiusura delle scuole, se ha figli? Il termine paura non è quello giusto, però avendo i figli spero che la loro istruzione possa essere normale e regolare.